Nonostante l'età continua ad affascinare e incuriosire, anzi lo scorrere del tempo, meglio dei secoli, la rende ancora più attraente, al punto da far breccia anche nel cuore dei reali. Tra i numerosi turisti in visita alla Valle dei Templi ieri pomeriggio c'era anche la famiglia reale del Belgio. Dopo essere arrivati a Porto Empedocle con il panfilo reale Alfa, che per dimensioni ed eleganza ha tenuto molti curiosi con il naso in su, Re Alberto II, la moglie Paola Ruffo di Calabria, un gruppo di amici saliti a bordo di un pulmino, scortati da un efficientissimo quanto discreto servizio di sicurezza, hanno raggiunto il Museo Archeologico Regionale San Nicola di Agrigento. Ad accoglierli il direttore dell'ente Parco Archeologico Giuseppe Carmelo Parello, il funzionario Tommaso Guaiardo e il direttore del museo Gabriella Costantino. Il gruppo si è poi spostato nella Valle dei Templi, dove ha fatto una visita con il pulmino elettrico messo a disposizione dei luoghi dell'Arcadia. Conclusa la visita, i reali del Belgio sono ritornati a bordo del loro yacht, con il quale hanno ripreso il largo chissà per quale altra destinazione. Una visita, quella di ieri, che ha accolto impreparata la città di Agrigento, con molti quartieri ancora invasi da ingombranti e maleodoranti cumuli di spazzatura. E proprio sulla visita dei reali di Belgio interviene con una nota il presidente del distretto turistico Valle dei Templi Gaetano Pendolino, sottolineando come una visita regale di questo tipo sancisca la capitale importanza turistica del patrimonio archeologico e culturale di Agrigento. Essere custodi, ognuno secondo le proprie competenze, di tale immenso tesoro della sua immagine a livello internazionale, aggiunge Pendolino, una responsabilità che investe tutti i cittadini, in primo luogo i politici e i funzionari pubblici che amministrano e gestiscono il nostro territorio. È pertanto necessario, si legge nella nota, che si lavori in sinergia per far sì che chi venga in visita alla Valle dei Templi abbia anche il desiderio di conoscere la città e il territorio limitrofo. Per realizzare tutto questo, però, conclude Pendolino, è importante che si mettano in campo un'accorta gestione dei luoghi e un'adeguata promozione.